Ha detto che questo è assolutamente un modello, anzi ringraziamo per i complimenti e devo dire che comunque i numeri parlano da sé, nel senso che noi riusciamo veramente con una macchina con i motori al minimo a fare circa 40.000 inoculazioni al giorno, quindi dosi al giorno di vaccino, ma se ci dessero più vaccini a 80-100.000 ci arriviamo senza problemi. Noi tutto quello che abbiamo in magazzino lo inoculiamo perché siamo convinti del fatto che fatta la vaccinazione si evita il problema ospedaliero, lo abbiamo già dimostrato facendo di fatto crollare l'ospedalizzazione ad esempio degli over 80 e degli over 70, cioè se tu vaccini quella classe di età non la vedi più in ospedale. Secondo Zaia, il Veneto potrebbe addirittura anticipare le prime somministrazioni ai quarantenni già a partire da fine maggio. Intanto si pensa ad uno studio sulla risposta anticorpale sulla popolazione già vaccinata per tarare così le tappe della somministrazione delle terze dosi. Bisogna fare uno studio serio, visto e considerato che fino ad ora abbiamo letto studi scientifici fatti con popolazioni ridotte. Adesso abbiamo una bella popolazione vaccinata, si fa uno studio sierologico, cioè si fa il prelievo del sangue e si vede qual è il titolo anticorpale e quanto dura.